La crescita c'è, non è esponenziale ma c'è sia sul fronte delle terapie intensive che sul fronte di recovery. Devo dire che anche dalla riunione che abbiamo fatto stamattina ne viene fuori una pressione che si sente a livello ospedaliero. Mio ringraziamento va a tutti gli operatori, uno ad uno, che in queste ore si stanno dedicando, al di là dei mansionari, e anche rischiando del proprio, perché comunque stanno lavorando con il virus. Siamo pronti con gli allestimenti, nel senso che le nostre 1000 terapie intensive ci sono, il vero tema è il personale. Siamo pronti ovviamente con tutta una serie di misure e di attrezzature. Questa mattina abbiamo sia fatto la riunione del comitato, diciamo, di crisi coronavirus, che quella dei direttori generali. Annuncio che installeremo, l'assessore Bottacin seguirà l'installazione di tende riscaldate fuori da tutti gli ospedali, che saranno presidiati dalla protezione civile, in caso di emergenza estrema, per avere anche delle tende di appoggio. Non è che stiamo spettacolarizzando questo problema, siamo fortemente preoccupati del fatto che sappiamo che a livello ospedaliero lo possiamo gestire, se fuori il cittadino ci dà una mano. Allora sono imbarazzanti le foto che hanno girato per questo fine settimana di piazze strapiene, mi spiace parlare così, di piazze di città, del Nevegal, di altri centri, dove comunque si vive come non ci fosse un domani. Allora a me spiace, perché mi ricordo da piccolo c'era una bottega, no? Vi ricordate le vecchie botteghe? C'era il cartello, perché per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. E io penso che la stragrande maggioranza dei veneti sia gente per bene, che sta utilizzando le mascherine. Piccolo inciso, se tutti utilizzassimo la mascherina in maniera ossessiva, ci lavassimo e disinfettassimo le mani e mantenessimo le distanze previste, evitando ogni forma di assembramento, non staremmo neanche qui a fare le conferenze stampa a parlare di restrizioni, perché la nostra vita continuerebbe, sicuramente non normalmente, ma riusciremmo comunque a fare tutte le nostre attività semplicemente con degli accorgimenti. Allora, per colpa di pochi, tutti rischiamo di rimetterci. Allora, la domanda ricorrente in queste ore è: ma il Veneto resta giallo, diventa arancione o diventa rosso? Ma guardate, se dovessimo valutare la situazione ospedaliera, c'è il giallo, ci sta tutto fino in fondo. Se dovessimo valutare quello che accade fuori, mi sa che qualche dubbio ci viene. Una volta la mamma, se ricordate, ci diceva: mangia tutto quello che c'è sul piatto, perché ci sono i bambini dell'Africa che muoiono di fame. E allora noi vivevamo un contesto di benessere, che era il nostro, ma anche di malessere di quelli che in Africa non avevano il piatto con il cibo. Possibile che oggi si viva solo col contesto del benessere e nessuno si pone, di questi signori che va a fare casino, si pone il problema che al di là del fossato c'è un ospedale pieno di pazienti. 1500 pazienti non sono pochi. E se sono 100 al giorno, alla volta di domenica abbiamo passato i 2000 pazienti. Vuol dire 4 grossi ospedali chiusi, dedicati ai pazienti Covid.
E non veniteci a dire, lo dico a quei pochi che spiegano il mondo, perché comunque qua abbiamo capito che si sta veloci anche a diventare premi Nobel, basta aver letto 2 robe su Facebook. Non veniteci a dire che è tutta un'invenzione, perché muoiono una ventina di persone al giorno, e non veniteci neanche a dire ma l'età, ma la comorbilità, ma le patologie, perché tutti hanno diritto di vivere. E io penso che sia grave quello che sta accadendo, e penso che bisogna avere rispetto per le persone che soffrono e stanno male e per gli operatori che rischiano la propria vita per poter venirne fuori. Non è che se saltiamo una domenica di spritz, per carità, fatto con tutta regolarità, fatto fino alle 6, tutte le robe che sappiamo, la castagnata o lo struscio in centro, casca il mondo. In questo momento è esattamente quello che bisogna fare: o andare a passeggiare dove non c'è gente o stare a casa. Altrimenti è inevitabile che ci daremo appuntamento alle porte dell'ospedale, e poi non veniteci a dire che c'è la brandina nel corridoio, che indignazione, ecco la civiltà, guarda come curano i pazienti. Ogni struttura organizzata ha un punto di non ritorno. Vi è chiaro? A casa tutti abbiamo un tavolo, no? Abbiamo delle sedie attorno al tavolo, che sono esattamente, rappresentano il numero massimo di commensali che possiamo invitare. Abbiamo una cucina dimensionata per il numero di invitati. Abbiamo magari il parcheggio forse dimensionato per gli invitati. Ma se mi arriva un pullman di invitati, mi tocca dire che alcuni resteranno in piedi, che la cucina non ci starà dietro a dar da mangiare a tutti. E penso che questo è quello che accade. Io non mi indignerei tanto quando vedo che si parla del Piemonte e si dice il civilissimo Piemonte che mette i malati nei corridoi. Ma se tu hai tanti malati e finisci il posti letto, va a finire così. Cioè non è che il problema della gestione degli ospedali è un problema degli altri. Non esistono gli altri. Esiste la comunità. Guardate, io non ho niente da insegnare a nessuno, però vi dico che noi abbiamo un sistema sanitario che tiene, è organizzato, ma oltre un certo limite non va. E quindi quando guardo la foto di oggi, penso a quella che avrò fra 10 giorni. E posso dirvi che l'investimento fatto oggi, fra 10 giorni, non è un grande investimento. Perché comunque abbiamo chiuso i centri commerciali fine settimana, abbiamo trovato la via di sfogo per andare dove c'è ancora qualcosa di aperto. Ma non è che c'è un gioco a premi sto qua, non è la caccia del tesoro. Bisogna evitare situazioni di contagio. Allora, diamo come presupposto che in una popolazione, diciamo, mediamente, diciamo, sana, almeno un 10-15% di persone sono positivi asintomatici. Cioè vuol dire che se vado in una piazza piena avrò la possibilità, tra in mezzo a un migliaio di persone, di avere 100 grandi diffusori, come vengono definiti. Mi daranno il virus, ma io sono giovane, non ho nessun problema, sarò asintomatico, lo porto a casa e vado a infettare qualcuno. Questa è la catena di trasmissione. Io trovo strano che ci sia ancora, guardate, non sto generalizzando, che sia chiaro, perché sto semplicemente portando il grido, diciamo, di allarme che scrivono i veneti in queste ore. Cioè non è che è un'invenzione dell'ufficio studi della regione, siamo sommersi di segnalazioni dal fine settimana. Vuol dire che c'è un contingente maggioritario, la foresta che cresce, di veneti che ci dicono fermate sta roba. Allora io dico, non è possibile che ci sia qualcuno, sicuramente una minoranza, che pensa che questo non sia un problema della comunità, non sia un problema sociale, ma sia un problema individuale, ed è quello che semmai. Non c'è rispetto più per nulla se è così. Non siamo neanche più comunità. Stamattina un giornalista mi ha detto, ma qual è la differenza tra marzo e oggi? Beh, al di là che marzo si cantava sui pianerottoli a mezzogiorno e andrà tutto bene, eccetera. Adesso ho l'impressione che il problema da comune sia diventato individuale. Ma se passa questo principio, guardate, veramente ci infiliamo nei guai, Io veramente porto la preoccupazione
di chi ha l'obbligo e il dovere, cioè siamo noi, di amministrare la sanità assieme a tutti i dirigenti, agli operatori. Ma quando sento primari che cominciano a dire guardate che noi, vabbè, ce la facciamo, però bisogna che qualcuno dica a sta gente di calmarsi un po'. Cioè non è che l'alternativa al locale chiuso sia trovare un capannone per andare a far festa. Cioè forse non si è capito di cosa si sta parlando. Cioè 2500 morti, sono un paese che se n'è andato, un comune che se n'è andato. E non ditemi che ormai ognuno di noi non conosca qualcuno che sia ammalato o è morto. Sfido chiunque a dirmi guarda, io non ho mai trovato nessuno che si è infettato o è morto, perché ormai è diffusa questa cosa. Noi siamo sul pezzo. L'appello che faccio ai cittadini e soprattutto ai giovani è quello di essere della squadra. Cioè io c'ero, ma io c'ero a fare la battaglia coronavirus, non a dare una mano al coronavirus. Qualcuno magari andrà anche qui il negazionismo. Qualcuno dice Zaia deve parlare di meno perché prima o poi qualcuno gli darà addosso. Cioè, ma scusate, ma in un paese democratico è una colpa anche dire che il virus esiste? Perché questo è il vero tema. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Questa non è politica, questo è senso civico, è etica. L'assessore Lanzarin domani o oggi, penso domani, farà una videoconferenza con i sindaci delle città capoluogo. Chiederemo la collaborazione a tutte le amministrazioni. Non possiamo pensare che il fine settimana diventi un'occasione di possibile diffusione del virus. Non è possibile. Affronteremo, se sarà necessario, anche con provvedimenti questa partita. E lo dice uno che ha sempre pensato che bisogna investire sul senso civico e per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Questa purtroppo è... Cioè il sacrificio che fanno i ristoratori che vengono chiusi, i bar che sono stati chiusi, le palestre sono stati chiusi, è un problema ormai di quelli e tanto femo festa da un'altra parte. Questo è quello che si sta respirando. Guardate, dateci una mano a fare questo appello. Ripeto, senza offendere nessuno, rispettando la libertà di tutti, ma la tua libertà finisce dove inizia la mia. E la mia non è mia di Luca Zaia o di Manuela Ranzarin o di Giampaolo Bottacin, ma è della comunità. Ci sono delle libertà della comunità che sono inviolabili, che sono quelle di star bene, di non ammalarsi, di non infettarsi. E ripeto, vi sottolineo l'aspetto, ogni sistema organizzato ha un punto di non ritorno, che sia chiaro per tutti questo. Domani noi saremo in commissione e poi in consiglio questa settimana per risolvere il problema della privacy sulla nostra applicazione. Voi sapete che abbiamo fatto un'applicazione Veneto Covid Zero Covid Veneto, scusate, si chiama, ed è esattamente quell'applicazione che poi chiederemo ai veneti di scaricare, ma non per seguirli, perché questa non traccia niente, semplicemente per quelli che sono a casa con il Covid o sono positivi, per essere seguiti da remoto tramite l'applicazione. Non è una contrapposizione ad Immuni, finiamola questa storia. Chi vuole scaricare Immuni se la scarichi, non è un tema di discussione politica per noi. Oggi siamo concentrati su questo tema, che è quello di capire che il sistema deve reggere. Abbiamo scritto con chiarezza e da domani inizieremo. Attenzione, qua nessuno contesta il senso di leale collaborazione tra le istituzioni. Che non passi mai che qualcuno si inventi di dire che il Veneto è contro le politiche sanitarie, perché il Veneto ha sempre votato tutto. Ovvio che da domani, vi informiamo, cominciamo a caricare tutti i tamponi, perché è da giorni e giorni che diciamo che è corretto calcolare anche il numero di tamponi rapidi che stiamo facendo, che sono migliaia, che ci permettono di trovare positivi e che nel nostro bilancio Veneto, a differenza di altri, pesano moltissimo questi positivi, perché vengono tutti caricati sui tamponi molecolari che facciamo. Quindi l'incidenza che ha il Veneto è più alta perché ci scartano le migliaia di tamponi rapidi che noi facciamo. Ma mai noi ci siamo permessi di dire che non ci debba essere lavoro di squadra.
E questo ve lo voglio dire perché qualcuno così dice, no, noi però mettiamo i puntini su alcuni aspetti che sono squisitamente tecnici, ma che inquadrano il Veneto in maniera magari non sempre lo fotografano in maniera appropriata. Io non aggiungo altro, lascio la parola a voi se avete domande, se no chiudiamo qui. Però la preoccupazione è tanta, ripeto, andiamo anche con le tende della protezione civile, siamo pronti per il peggio, ma senza la collaborazione dei cittadini non ce la faremo mai, mai. Allora, si era prenotata Prigioni, Tosatto e poi proseguiamo. Marchiori, Petenò. Buongiorno Presidente, Buongiorno. buongiorno a tutti. Proprio sulla questione degli assembramenti, che è un elemento che lei ha sempre evidenziato, ha in programma delle ordinanze con delle specifiche restrizioni, anche perché si segnala, oltre a quello che si è visto, la mancanza di controllo. Forse potevano agire i sindaci ieri chiudendo piazze, chiudendo arenili. E poi una seconda domanda: a che punto è la distribuzione dei tamponi per l'attività dei medici di base ai propri pazienti, che oggi la metà mi pare sia operativa? Sì, un 40% sono operativi da oggi e noi abbiamo il tema che adesso dovremo chiarire rispetto ai tamponi che vengono dati, che sono circa 35-40 tamponi a medico, secondo l'accordo nazionale che ha fatto la protezione civile. Noi vorremmo ampliarlo e ovvio è che poi è un tema di ulteriore definizione dell'accordo, perché 18 euro a tampone noi non siamo in grado di affrontare una spesa del genere. Questo è poco ma sicuro. Ma devo apprezzare la disponibilità di quei medici che si sono da subito, anzi, come si può dire, ante litteram messi a disposizione, visto e considerato che alcuni 650 lo hanno fatto gratis per più di un mese. Per quanto riguarda, non escludo che si possa strada facendo prendere anche qualche provvedimento, però considerate che l'estensore di un'ordinanza si chiede, ma che pro? Cioè tu puoi decidere che dire, boh, regolamentiamo il traffico in un incrocio, quel col rosso sta fermi, quel col verde passa. Ma quando vedi una piazza piena di persone dice, ma cos'è che non funziona? Cioè è la comunicazione che non è stata così incisiva nel dire attenzione che siamo in un periodo di contagio, oppure è stato più incisiva la comunicazione avversa che dice il virus non esiste, basta un bicchiere d'acqua e ti passa tutto, o menate del genere? Perché guardate che la piazza è comunque un fenomeno sociale e va analizzata per com'è. Sarebbe interessante che qualcuno andasse a chiedere a chi, diciamo, vive senza nessun problema per quale motivo lo fa. È ovvio che uno lo può fare anche perché statisticamente dice, ma alla fin fine il 98% o giù di lì dei positivi sono asintomatici, dei sintomatici lo 0,1% muore. A sto punto mi sono uno fortunato a vita, non mi succede niente. Può anche succedere accadere che qualcuno dica anche questo, però è fuori da ogni ragionamento di natura, diciamo, etica e di responsabilità pubblica. Ma c'è il rischio che questi assembramenti ci portino direttamente in fascia arancione? Assolutamente sì. Ma non lo dico perché adesso va di moda. Cioè, io l'ho detto dal primo giorno. Andate a prendere le mie dichiarazioni. Ho detto, guardate, che il salto di fascia, andate a prendervele le dichiarazioni, non di ieri, di tempo fa. Salto di fascia lo si fa su due fronti, sanitario o distanziamento sociale. Siccome il tema sanitario tiene, per ora, è ovvio che noi dobbiamo lavorare sul distanziamento sociale, è innegabile questo. Grazie. Guardate, è un sacrificio che non è che dura una vita. Cioè, se siamo bravi, un sacrificio del genere, un paio di settimane, cioè, penso che vediamo già dei risultati eclatanti, ma se continua così, guarda, segnatevi la data di ieri, vedrete fra 10 giorni cosa avremo. Tosatto. Buongiorno Presidente. Ci ha fatto un quadro preoccupante della situazione. Naturalmente in base a quello che succede, insomma, non poteva... la domanda è scontata. Da un certo punto di vista mi rendo anche conto che è una domanda, come dire, inadeguata alla situazione, perché come è stato detto, qua non si tratta di vincere una lotteria a premi, di scapolarla con qualche trucco, no? Ecco. Comunque la domanda è questa. Ha avuto un'interlocuzione con il governo? No. Ecco.
Abbiamo sentito che oggi alle 15 dovrebbe esserci questo confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Ministro Speranza. È probabile. È probabile. Qualche aspettativa? No, guardate, non vorrei che qualcuno leggesse questa nostra conferenza di oggi come si può dire, l'apripista cioè a Roma fanno quello che decidono, se hanno dati scientifici, ci chiederanno lumi su quello. Non è questo il problema. Il mio problema è l'arrivo del paziente in ospedale. Non so se si è capita sta roba. Cioè, l'unico mio problema è questo. Cioè, ormai il salto da una fascia all'altra è un fatto quasi, come si può dire, matematico, no? Cioè, o vai in avanti o vai indietro. Penso che non sia più neanche questo il ragionamento. Il vero tema è quello della cura dei cittadini. A questo si aggiunge, perdonatemi, ma non voglio far polemica, voglio portarlo come esempio costruttivo. Anche oggi c'è un'intervista di un paziente che dice: il test rapido non funziona, mi ha salvato la vita un medico. Ma possibile che non potete verificare scientificamente tutte queste versioni? Cioè, il test rapido e il molecolare in alcuni pazienti non funziona perché il virus non è in rinofaringe, non riusciamo a beccarlo col tampone. Prova ne sia che c'è un protocollo da applicare davanti a un paziente asintomatico che non satura, che ha problemi respiratori. Il protocollo prevede l'attacco ed eventualmente fare il lavaggio, come si chiama? Il lavaggio dei bronchi, perché il virus è nei polmoni, non è ancora a livello di rinofaringe. Ma non si può vendere una cosa che è certa per un'incertezza da diffondere ai cittadini. Allora, o ci diamo una mano tutti assieme, perché qua non c'è che c'è un guelfi o ghibellini, oppure non ne veniamo fuori. La diagnostica rapida oggi sta salvando la situazione, perché lo screening che fanno tutti i paesi, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia, Stati Uniti, tutti i paesi vanno verso. E noi abbiamo già il test in autosomministrazione che stiamo provando e che funziona. Anche stanotte nei pazienti sintomatici in pronto soccorso è stato dato il test in mano ai pazienti, ho detto fatti il test e hanno tutti confermato il molecolare ad oggi. Ne abbiamo 5.000 da testare, poi presenteremo uno studio e anche qui faremo da apripista. Ma non è che vogliamo fare i primi della classe. Voi vi rendete conto entrare in un ristorante e avere la possibilità di avere un test che ti viene dato in mano, di fatti il test e entri se è negativo, se no te ne torni a casa e ti metti in quarantena. Capite come cambia il mondo? O in una scuola, o in un posto di lavoro. Anche perché il molecolare non riusciamo a farlo a tappeto. Già oggi diamo risultati dopo 4 o 5 giorni dei molecolari, questa è la verità. E ci sono regioni che ormai arrivano ai 10 giorni perché si incasinano. Però io dico che bisogna che tutti noi ci diamo una mano in questa fase. Magari non canteremo in questa seconda fase dei terrazzini, ma possiamo fare virtualmente dandoci una mano. Un'altra domanda, questa riguarda proprio l'accenno all'allestimento di tende riscaldate davanti agli ospedali. Questo riguarderà tutti gli ospedali o soltanto? Sostanzialmente sì. Oh. E presidiate anche perché per noi stanno arrivando le strutture mobili, no? Le strutture, i punti di accesso che abbiamo comprato. Però è pur vero che, pensando che bisogna comunque prepararsi sempre al peggio, che non è detto che arrivi e non bisogna avere mai una visione negativa, anche se sul Covid bisognerebbe essere negativi, non positivi, e dico che è giusto che ci siano le tende installate per dei triage, eventualmente per dare le prime cure dei pazienti problematici o in attesa di ricovero, di presa in carico. Sono tende riscaldate, ci possono essere dei punti d'appoggio per i sanitari, insomma non c'è nulla di scandaloso. Però come abbiamo fatto l'altra volta lo facciamo anche questa volta. Si inizierà subito questo allestimento? Sì, lo sta seguendo l'assessore Bottacin. Adesso le ULS scrivono, ci danno le disponibilità e poi si inizia. Il modello ci dice sempre che ci avviamo al picco di metà mese,
Quindi Al momento sì. potrebbe essere la settimana più difficile. Però noi abbiamo una forchetta che va da 350 a 500 persone in terapia intensiva, considerate in questo momento oltre le 203 Covid, ne abbiamo 319 non Covid. Cioè noi abbiamo 520 persone in terapia intensiva in totale, 319 ordinarie, definiamole così, da patologie ordinarie, e 203 Covid. Quindi se avessimo solo 203 Covid, vi dico, ragazzi, tranquilli, ma ne abbiamo già oltre 500. Siccome abbiamo 1000 posti di terapia intensiva, ci vuole un genio per fare i conti, no? Perché nel frattempo noi continuiamo anche a curare, anche qui si dice, non curano più nessuno. Non è vero, perché abbiamo 319 persone in terapia intensiva che non sono Covid. Quindi sono tutti grossi interventi chirurgici, traumi, oncologici. Grazie. Prego. Marchiori, poi Petenò e poi Van Zan. C'era Bonnet che aveva alzato la mano. Bonnet. Vai, Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Allora, mi faccio portavoce di molte segnalazioni e richieste che ci sono arrivati dai telespettatori. Allora, la prima riguarda un pizzaiolo di Legnaro che dice: noi ci stiamo comportando bene, stiamo facendo tutto bene. Io, per esempio, dice, a pranzo non posso aprire perché non ha senso, non ho guadagno, quella è la sua situazione, ma comunque ce ne sono altre. E poi mi vedo queste immagini di questi assembramenti e dice che lo trova completamente ingiusto, e questo si va ad unire alle tantissime telefonate e segnalazioni che ci sono arrivate di cittadini che chiedono se sia possibile a questo punto effettuare i maggiori controlli, perché è evidente che gli appelli non bastano. Ma l'ho detto prima, nel senso che per me è una sconfitta pensare che sta roba si traduca in multe. Stiamo parlando della salute di una comunità. Chi è che metterebbe le dita dentro nella presa della corrente? Nessuno, no? Perché si sa che resti fulminato. E qui invece si gioca con la presa della corrente, ne prendo atto. Ecco, poi c'è un'altra domanda di un telespettatore che ci chiede, o meglio segnala il fatto che a Schiavonia, nell'ospedale, facciano pagare la televisione ai ricoverati, ai malati e chi è lì, e secondo lui è scorretto in questo momento in particolare. Cosa vuol dire facciano pagare la televisione? Per guardare la televisione si deve lasciare una quota. Non lo so, verifichiamo, non lo so. Sì, perché ci sono alcuni ospedali che ad esempio hanno tolto quegli abbonamenti, mentre lì dicono di no, e quindi ci ha chiesto di segnalare questa cosa. Verificheremo. Ok, l'ultima, la situazione dei vaccini, perché molti lamentano, vaccini antinfluenzali, perché molti lamentano che non ce ne siano più. No, ne abbiamo parlato anche l'ultima conferenza di sabato e mi sembra che siano stati chiari. Il primo lotto fornito, il secondo lotto fornito, il terzo lotto arriva a dicembre. 3.000 dosi acquistate questa settimana, 1.300.000 dosi in totale, e considerate che la copertura, se non ricordo male, sono 4 mesi, no? Anticorpale, per cui farlo a dicembre forse è il periodo migliore, tra novembre e dicembre, perché arrivi a marzo praticamente. Va bene, grazie. Poi prossima domanda per l'assessore Lanzarima. Sì, dopo vi lascio con l'assessore. Grazie. Prego. Petenò. Presidente, siamo alla fascia arancione per quanto riguarda il piano di sanità pubblica regionale. La situazione, se si arriva a rosso, quando si potrebbe arrivare, e a quel punto sarebbe un disastro. Però tornando indietro invece dalla situazione nazionale, oggi c'è appunto il CTS, voi avete mandato, c'è stato un po' di polemica perché alcune regioni non avrebbero presentato i dati, i 21 parametri correttamente. Ecco, il Veneto su questo è a posto e soprattutto lei, rispetto alle scelte che verranno fatte, che valutazioni fa sul fatto che noi potremo passare ad una fascia successiva? Allora, questo non ve lo so dire e quindi non ipoteco sicuramente il futuro di questa regione. Staremo a vedere. Ho semplicemente detto che nel momento in cui ci sarà una decisione, che sia gialla, arancione, verde o rossa, ci sia possibilità di avere
un confronto per capire poi che dati sono stati analizzati. Se mi dite se ci sono problemi oggi sul territorio, l'unico problema che abbiamo sono gli assembramenti, perché oggi oggettivamente, prendetevi le classifiche nazionali, il Veneto penso sia il fanalino di coda per l'utilizzo di terapia intensiva, siamo al 17% di occupazione. Ci sono regioni che hanno già il 50% delle terapie intensive occupate. Lei avrà letto però, alcuni medici sostengono che a questo punto per bloccare la situazione è meglio un lockdown. Ma questa è una posizione scientifica, cioè, ne abbiamo parlato 1 miliardo di volte. È meglio un lockdown perché comunque non si riesce a fare in modo che si evitino gli assembramenti. Allora qual è la posizione? Evitiamo gli assembramenti. Cioè, non si capisce che per una festa oggi si rischia di farsi un mese rinchiusi in casa domani. Per quanto riguarda gli aspetti dei centri commerciali, anzi quei centri che hanno negozi all'interno che perciò con questo pertugio nelle norme hanno tenuto aperto, lei che dice? E qual è la regione aveva dato delle indicazioni? Dico che il DPCM è da rivedere. Cioè, secondo me è anche, non è perequativo, cioè mi metto nei panni di quelli che hanno chiuso, che guardano quelli che restano aperti. Cioè qua c'è un appiglio su diciture, no? Parco commerciale, media struttura, centro commerciale, quindi si sono chiusi solo i centri commerciali e non i parchi commerciali, ad esempio. Ed è responsabile il DPCM, non l'interpretazione che ognuno dà? No, le interpretazioni sono queste, nel senso che sono giuridiche, sono state chieste, anche la nostra avvocatura lo ha chiesto. Se mi può dare una risposta sintetica a questo punto, qual è la sua preoccupazione, l'ha annotata adesso appunto questi assembramenti, ma qual è la situazione che si può dare del Veneto attualmente con il Covid che avanza e che si sta diffondendo e di sicuro non si ferma per un semaforo giallo o rosso che sia? Allora, guarda, sanitariamente in ospedale noi diciamo che a questo momento c'è tensione, c'è allerta, ma sicuramente la situazione è sotto controllo, anche dal mattinale di questa mattina nel quale abbiamo avuto i numeri e tutto, cioè rispetto alle esigenze di posti letto. Socialmente c'è parte dei cittadini che pensa che il problema sia un problema semplicemente ospedaliero. Cioè il problema è che a marzo era un problema del territorio, oggi lo percepiscono sempre di più come un problema ospedaliero e forse è un problema anche un difetto di comunicazione. Se poi diciamo che i tamponi non funzionano, che queste robe non si fanno, finisce che ognuno si fa, come si può dire, la ricetta per conto suo. No? Ma pesa la crisi sociale che c'è anche? Beh, ovvio che pesa, cioè chi è che vorrebbe richiudere tutto, no? E quindi è anche un modo per esorcizzare la chiusura. Mi rendo anche conto di questo, no? E io non biasimo le persone che vanno all'aria aperta a prendere un po' di sole, a farsi una passeggiata, però dico attenzione, l'assembramento no. Cioè non stiamo parlando di chi esce, uscite ma non in assembramento. C'è una piazza con 200 tavolini e tutti là seduti, ovviamente senza mascherina perché devono bere o fumare o peraltro, finisce che è una piazza di trasmissione del virus. Grazie. Vanzan e poi Marco Bone. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sempre relativamente ai centri commerciali, anzi ai parchi commerciali che hanno aperto ieri, con notizie che sono state cambiate nel giro di poche ore. L'outlet di Noventa di Piave prima ha detto siamo chiusi sabato e la domenica, poi ha pubblicato sul proprio sito, la regione ci ha detto che possiamo rimanere aperti. Io volevo capire, è una disposizione regionale? È una disposizione nazionale? No, è un'interpretazione della norma nazionale, cioè la regione non ci mette discrezionalità su sta roba, però insomma abbiamo qualche giorno davanti anche per risolvere questo problema. Lei ha annunciato prima un incontro tra l'assessore Lanzarini e i sindaci dei comuni capoluogo e non ha escluso provvedimenti. Per trovare una soluzione al tema degli assembramenti, in maniera essere cosa? Ma guarda, non te lo so dire adesso, nel senso che vorremmo parlare con i sindaci ed essere al fianco dei sindaci in questa partita, che è una partita temporanea, una partita che deve trovare un suo punto di equilibrio tra chi deve giustamente lavorare e quello che è poi l'assembramento inutile. A tutti piace vedere le città piene, però in questo momento non è igienico.
A livello centrale hanno chiesto alle regioni delle integrazioni rispetto ai vari indicatori, cosiddetti 21 parametri. Lei dice che la situazione preoccupante per il Veneto non è quella sanitaria, dati dei ricoveri lo dimostrano, ma quella appunto del distanziamento sociale. Quali sarebbero, secondo lei, o quali sono quindi gli indicatori più a rischio? Guarda, allora, puntualmente non te lo so dire. Di certo noi abbiamo il tema dell'R con T, e quindi adesso non so quanto è l'R con T adesso, non lo so. Siamo sempre sotto l'1,5. Cioè, i cittadini come sfida dovremmo spiegare che se l'R con T ci resta sotto l'1,5 è già un grande vantaggio, ma per farlo rimanere sotto l'1,5 bisogna evitare assembramenti e puntare sul distanziamento sociale. Allora, se è una compagnia, 5, 10, 20 amici, invece di andare in piazza e sentarsi giù a fare spritz 4 ore, sentare, respirare tutto quello che passa, e farti una passeggiata sui colli, vai con la mascherina, finiamola questa farsa di dire che non si può camminare con la mascherina, finiamola. Cioè, io ieri ho camminato 1 ora e 10, ho fatto 6,5 km con la FP2, da solo, fra l'altro, ho incrociato qualcuno. Ah sì, ho fatto una videoconferenza mentre camminavo e posso dirvi che non mi è mai neanche venuta la tentazione di toglierla. E l'FP2 non è questa qui, ce l'avete su voi. Per cui anche sta roba, ok, corri, posso capire un runner, ma uno che va a farsi una passeggiata, dai, per carità, se poi è da solo in mezzo ai campi se la toglierà un attimo. Però se volessimo anche usare una regola, la regola di portare sempre la mascherina ci sta e non è un problema. L'ultima domanda, Presidente, quando lei dice da domani carichiamo i tamponi rapidi, cioè l'esito dei tamponi rapidi, quindi non i molecolari. Non carichiamo il numero? Quindi, cosa intende carichiamo nel senso che fino ad oggi nel bollettino nazionale, uno di quei parametri, siamo stati costretti a dare solo il numero dei molecolari. Ma una regione come la nostra, che fa più di 10.000 rapidi al giorno e di conseguenza troverà, che so, 1.000-1.500 positivi solo con i rapidi, non può non dire guarda che ho trovato tutti questi positivi con questo monte tamponi. Ci fanno scrivere ho trovato tutti questi positivi solo con i molecolari. C'è una roba che sballa tutti i dati. Chiarissimo, ma quando lei dice li carichiamo da domani... Sul bollettino nazionale? Certo, ma è una cosa concordata con Roma o è una cosa no, che noi iniziamo a caricarli, fate? abbiamo anche scritto. Quindi è una scelta autonoma? Beh sì, a questo punto sì. Però li abbiamo avvisati, abbiamo scritto più volte, non è stato risolto il problema e vedrete che alla fine sarà risolto così. Anche l'Emilia Romagna mi dice che lo farà. E guardate che pesano sti tamponi, se ne fai pochi cambia poco, ma noi ne facciamo tanti. Per noi è piano di sanità pubblica. Bonet, grazie. Sì, Presidente. Ciao. Un attimo, buongiorno. Allora, 2 domande. La prima, parto da una considerazione generale, cioè lei ha un consenso enorme nei Veneti e le ultime elezioni l'hanno dimostrato. Perché se ritiene che la situazione sta peggiorando così tanto non assume un provvedimento lei restrittivo come ha fatto per esempio l'Alto Adige, che mi pare autonomamente ha deciso di fare zona rossa anche se per il governo non lo era? Perché non fa lei un provvedimento che intervenga sugli assembramenti e renda più stringenti le regole di convivenza, visto che quelle che ci sono non vengono rispettate? Prima domanda, poi dopo ne faccio. Sì, no, ma guarda, allora, io non escludo mai la possibilità di fare provvedimenti, li ho già fatti, però rappresenta anche una sconfitta non riuscire a dialogare per evitare un provvedimento che poi è inevitabile che va a colpire anche chi... Cioè, per fare un provvedimento per evitare quegli assembramenti, finisce che devi togliere la libertà delle persone che comunque potrebbero passarsi una bella domenica a prescindere. Primo. Gli stessi che fanno gli assembramenti che potrebbero comunque vivere in altra maniera. 2, stiamo tentando con una moral suasion parlare con i sindaci per trovare una soluzione. Tu citi l'Alto Adige. L'Alto Adige aveva anche, quando il DPCM prevedeva la chiusura dei locali alle 6 di sera, aveva detto che in Alto Adige si chiudevano alle 10, perché tutti vi dimenticate la parte 2 della vicenda. Quindi è lo stesso Alto Adige che oggi fa la zona rossa, per dire che, ok, io non discuto le scelte dei colleghi,
Noi siamo pronti a farli i provvedimenti, figuratevi se abbiamo problemi a fare provvedimenti. E prescindono dal consenso, guardate che non è un tema di consenso, qui è un tema di salute pubblica. Cioè gestire queste robe qua non si porta mai a casa consenso. Ok, la seconda domanda invece è di tipo sanitario. Allora, oggi ho letto un'intervista a Ricciardi che ha un passaggio, secondo me, piuttosto inquietante. Cioè, lui dice che anche lo stop alla chirurgia di elezione, cioè quella che abbiamo sospeso anche noi qui in Veneto con l'ultimo provvedimento, in realtà sta provocando un aumento della mortalità oncologica e cardiovascolare del 10%. Io non so su che base lui dica questo, però siccome noi giusto 2 giorni fa abbiamo detto che... Perché lui fa anche un esempio in questa intervista, lui dice alla fine chirurgia d'elezione è per esempio anche la sostituzione di una valvola cardiaca, per esempio, cioè non sono proprio tutte banalità. Allora la domanda è intanto se avete visto questa intervista e se effettivamente esiste questo rischio, cioè che il blocco dell'attività ordinaria negli ospedali aumenti la mortalità di alcune patologie. Non ho visto l'intervista, non posso garantire ai veneti che tutto quello che è urgenza e attività salvavita vengono mantenute. Tanto è vero che stamattina, Federico è testimone, ho detto cominciamo a dare il dato di quanti ricoverati non Covid abbiamo, perché forse qualcuno non si rende conto che abbiamo anche una montagna di letti dedicati ai non Covid, che non sono lì perché hanno raffreddore o il mal di pancia, sono tutte persone che hanno comunque patologie importanti. Tanto è vero che noi non chiudiamo i percorsi agli oncologici, a tutte... Dopo non so il professor Ricciardi a chi si riferisse, di certo non al Veneto. Io non avrei altre richieste. Cristina Giacomuzzo, scusate, ma laggiù, dietro quel muro, se vuoi prendere il posto di Marco, così ti sentono anche gli ascoltatori. Grazie. Presidente, buongiorno. Volevo Ciao. chiederle il provvedimento che passerà in Consiglio regionale ha lo scopo quindi di far attivare l'app. Che tempi allora prevedete? In che cosa consiste questo passaggio in Consiglio? Ma guarda, questa è una magagna tutta italiana, no? Noi abbiamo un'applicazione che in maniera volontaria dice al paziente che è a casa, te la scarichi e ci dice ogni giorno come stai, bene, benino, la febbre, ho bisogno di un intervento e la mia saturazione sta scendendo. Boh, ci vuole una legge, il garante ci dice dovete fare una legge in Consiglio regionale perché sennò è lesiva della privacy. Cioè siamo a fronte col nemico che spara e c'è qualcuno che dice guardate portatevi le limette per le unghie perché vedo che avete le unghie le mani poco curate. Siamo a sti livelli qua, guardate, ho tentato fino in fondo di non andare in Consiglio regionale, poi mi hanno convinto a desistere perché dicono guarda che a desistere perché mi hanno detto guarda che poi vengono fuori i casini perché c'è sempre l'esperto della situazione che fa una denuncia, fa un casino e poi dobbiamo perdere tempo. Quindi noi andiamo in Consiglio a fare sta roba. E questo permetterà di far entrare in a quel punto l'app quando? è autorizzata da un punto di vista, non ha problemi di privacy, perché noi in teoria abbiamo dati sensibili, cioè uno ti dice che ho febbre, è un dato sensibile, cioè molto sensibile sapere che uno ha febbre, sarà importante, non sensibile, no? Ah, guarda, noi a fine settimana, lunedì o martedì si fa il consiglio e poi è venerdì. Considerate che l'app noi ce l'abbiamo già come demo che gira sui nostri telefonini. C'è già l'Apple Store dalla quale si chiama Zero Covid Veneto. È quella famosa, da quella abbiamo sempre parlato, insomma, c'è pronta. Che verrà poi implementata nel momento in cui avremo i test fai da te, perché lì ci sarà la lettura con il codice, con il core code, ci sarà la lettura, diciamo, del test che si fa in autonomia al cittadino. Fai da te in autosomministrazione, chiamatelo come volete. Vi lascio il Sole Lanzarin, basta. Scusi, Guarda, anch'io avevo una domanda. Ordine, allora, Pettenò, Tosato, sembravate finiti, bene. Due domande, Presidente. Prego. Una è questa riunione con i sindaci, perciò lei non intende prendere provvedimenti a livello regionale, però... No, non ho detto che non intendo prenderli, voglio confrontarmi con i sindaci prima, dopo vediamo cosa fare.
Cioè il confronto con i sindaci non è perché i comuni facciano provvedimenti singoli per ogni comune? No, non è uno scaricabarile, è la volontà di fare una roba organica e coordinata tra tutti. È inutile che Padova chiude e Vicenza lascia aperto, se no non funziona così. Perciò l'idea è quella di confrontarsi con i sindaci per poi valutare delle scelte complessive di una delibera, di un'ordinanza regionale. Eventualmente. Che potrebbe avvenire già in settimana. Non sto annunciando l'ordinanza, ho detto eventualmente. Vediamo cosa dicono i sindaci. Un'altra domanda che non so se intende rispondere, se in ogni caso lei ha ricevuto molte solidarietà per quelle minacce di morte, e su questo se vuol dire qualcosa. No, volevo semplicemente ringraziare tutti coloro che insomma si sono, i moltissimi cittadini che mi hanno scritto, e poi i vari esponenti delle istituzioni, insomma c'erano molti esponenti sia del governo che della politica, e a iniziare ovviamente da Matteo Salvini a Francesco Boccia, a Matteo Mauri, il vice ministro degli interni, l'onorevole Rotta, l'onorevole Sbrollini, insomma tanti, l'onorevole Zanettin, alla presidente Casellati. Insomma, adesso ne ho dimenticati sicuramente qualche decina, mi perdoneranno tutti, insomma, veramente grazie. Ovvio che le minacce non ci fermano. Se devo essere onesto, ne ricevo parecchie. Questa fa parte della categoria, assieme a un paio di altre situazioni, diciamo, che si sono rivelate più problematiche. La speranza è sempre quella del dialogo e non della contrapposizione. Evidentemente c'è qualcuno che pensa che la sua idea debba essere comunque imposta a prescindere, e a me spiace, no? Mi spiace anche quello che è accaduto ieri a Treviso, di questa bomba a carta al PAM, insomma non sono bei segnali. Cioè, stiamo parlando della vita delle persone e stiamo parlando del Covid. Cioè, non si può vedere tutto come contrapposizione, non si può leggere ogni azione di governo, parlo regionale, come un'azione di prevaricazione di dittatura. Cioè, vedo troppo spesso la parola dittatura. Ma quale dittatura? Ma secondo voi noi ci divertiamo a stare qua tutti i giorni a parlare di sta roba? Voi vi divertite a venire qua tutti i giorni? Avremmo tutti ben altro da fare nella vita. Dai, no? Tosato. Sulle terapie intensive, 203 sono gli attuali ricordi. Più 3,19. Ecco, 3,19 è il numero riservato. No, presenti, non Covid. Ecco, mi perdoni per una proprio insufficienza mia. E diciamo che nelle terapie intensive il tasso di occupazione è intorno al 17%. Covid. Perché il parametro nazionale è Covid. Sì, ecco. Hai ragione. Ecco, allora sì, appunto perché non nella classifica nazionale noi siamo i penultimi, cioè i migliori tra i primi due, perché poi le altre regioni hanno 40 e anche più % di occupazione, perché al Covid viene destinata un'aliquota di posti. Ecco, appunto sì. Perché appunto se no non considerate che noi abbiamo Covid da dedicare almeno 825 sui 1000, quindi noi ne abbiamo. Ecco, c'è preoccupazione, segnalano familiari, insomma, malati, associazioni, eccetera, del malato. È un discorso che è già emerso per possibili conseguenze sui malati ordinari da sospensioni, ritardi, rinvii. Gliela segnalo perché penso sia umano da parte dei malati temere, insomma. Ma è umano assolutamente sì, anche la preoccupazione è comprensibile. Guardate, noi stiamo facendo il diavolo a 4, potevamo chiudere tutto dal primo giorno, avevamo gli strumenti giuridici, abbiamo fatto una scelta diversa da quella di marzo. A marzo, il 13 marzo abbiamo chiuso tutto. Qui abbiamo portato avanti, stressando la macchina e attendendo di chiudere. Adesso abbiamo iniziato a chiudere pesantemente, ma garantendo tutte le urgenze e le attività. Ovvio, con tutto il rispetto, faccio un solo esempio, una cataratta la si dovrà trascinare qualche mese in più, però se ne veniamo fuori velocemente, insomma abbiamo una mesata da recuperare o giù di lì. Ecco, sui centri
commerciali, parchi commerciali, lì è proprio probabilmente un buco nel DPCM su cui... Vabbè sì, perché centro commerciale, la parola ha un valore giuridico, non è solo così un termine. Il centro commerciale non è parco commerciale, non è media struttura, e giustamente l'interpretazione giuridica che danno è questa, ma lo risolveremo prima di sabato questo problema. La ringrazio. Grazie. Bene, io avrei concluso. Lascio l'assessore domande Lanzarin. per l'assessore Buongiorno, Lanzarin o per l'assessore Bottacin? Io, Allora, io poi una scusa, domanda per l'assessore aveva Bottacin. chiesto la Marchiori prima. Ah beh, fai fare, dice, fai tu. Ti è concesso. No, ma devo... Vado? Va bene, ok. Buongiorno Allora, assessore. Marchiori. Niente, volevo chiederle qual è la situazione a Villa Fiorita a Spinea, visti i numeri che ci sono, perché c'è stato, cioè il numero dei decessi è aumentato e comunque sono risultate positive anche, cioè ci sono 99 casi di positività, per cui insomma la situazione non è proprio rosea. Allora, noi stiamo monitorando ogni giorno quello che è l'andamento rispetto alle strutture extraospedaliere come questa, quindi in particolar modo le strutture per anziani o per disabili. Sui disabili fortunatamente abbiamo anche sulla salute mentale meno numeri importanti, meno incidenza, mentre abbiamo sicuramente molto di più sugli anziani. Il virus è rientrato, non c'è dubbio, anche in queste strutture, lo vediamo. Vediamo però che abbiamo una percentuale, almeno questo mi dicono, di molte persone, cioè più contagi ma molti asintomatici, quindi anche tra gli anziani, e questo è sicuramente positivo perché riescono a essere trattati anche in loco all'interno delle strutture, quindi non essere trasportati. Adesso il focus che stiamo facendo è quello sul personale, perché anche oggi mi hanno scritto 3-4 strutture che stanno andando al collasso per quanto riguarda il personale, perché c'è molto personale infetto, e qui richiamiamo quindi al discorso sicuramente delle attenzioni, evitare gli assembramenti, perché purtroppo sia il personale, io credo, sanitario che il personale delle strutture extra ospedaliere, quindi come le strutture sociosanitarie, chiaramente è un personale che oggi rappresenta effettivamente qualcosa di importante, su cui insomma imprescindibile. E quindi stiamo oggi insomma cercando di vedere come anche dare una mano concreta per quanto riguarda il personale, sapendo che, perché voi sapete che nella prima fase un po' di personale, alcune USL sono riusciti a mandare dentro infermieri, medici, anche adesso alcune USL lo stanno facendo, però essendo in affanno anche all'interno delle strutture ospedaliere non sempre si riesce a fare questo. Con il discorso dei privati inizieremo anche le USL, alcune USL stanno anche dialogando rispetto ai privati, quindi se c'è eventualità, possibilità di avere personale anche dai privati, proprio per cercare di mettere insieme insomma tutte le forze possibili. Questa è la situazione oggi. Ok, quindi è questa la mano concreta, andare anche a... Il nostro piano di sanità pubblica, che quindi è il piano ancora approvato in aprile, mi sembra, prevedeva 3 step, se vi ricordate, per le RSA, per le case di riposo. Il primo step era quello della nomina del direttore sanitario. Noi abbiamo chiuso l'iter perché prima della chiusura della legislatura siamo andati in commissione, in quinta commissione, poi abbiamo adottato la CR, quindi è effettivo, mettendo anche i finanziamenti per il direttore sanitario. Avevamo dato comunque una tempistica che era da qui a fine anno per nominare i direttori sanitari. Qual è il problema? Che poche strutture hanno nominato il direttore sanitario perché non si trovano direttori sanitari, perché ritorniamo nel discorso del personale. Il secondo step, che è quello che oggi è in itinere, è quello appunto di che ci sia il controllo su ogni singola struttura con anche dei team di professionisti, e so che sta succedendo, di professionisti e specialisti delle aziende, quindi l'infettivologo, il geriatra, il pneumologo, eccetera, insomma i specialisti che ci sono, che vanno dentro in quelle strutture dove ci sono tanti contagi e quindi danno anche le indicazioni sia per la presa in carico sia per eventualmente il trattamento. Il terzo step su cui stiamo lavorando è quello dell'individuazione anche
l'abbiamo già parlato, di delle strutture Covid dedicate, proprio per, qualora la situazione fosse, sia da un punto di vista di gestione, eccetera, per individuare queste strutture che potrebbero essere quindi Covid dedicate anche per quanto riguarda RSA, centri servizi per anziani, e lasciare libere o diciamo così intatte le altre. Questi sono i 3 fronti su cui lavoriamo. Accanto a questo c'è il grande problema del personale e stiamo cercando di mettere insieme un po' tutte le forze. Ricordo solo che noi abbiamo approvato un documento in Commissione Salute mercoledì scorso e poi giovedì è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e Bonaccini lo ha trasmesso al ministro Speranza, in cui si chiedono tutta una serie di misure straordinarie per il personale, ne abbiamo parlato già tante volte, e anche un focus specifico sulle centro servizi per anziani, sulle case di riposo, sulle RSA legato al personale, ossia personale in pensione, infermieristico, personale appunto in convenzione con altre strutture, proprio perché, ripeto, è una questione non veneta, ma purtroppo e ahimè nazionale. Grazie. Tosato. Sì, io avrei una domanda per l'assessore Bottacini. No. No, ecco, assessore, per quanto riguarda questo allestimento delle tende riscaldate negli ospedali, che mi pare si ripete un po' l'esperienza di primavera, insomma, se vuole aggiungere qualche chiarimento sulla modalità, sull'ampiezza in genere di queste tende, visto che immagino che colpiranno l'opinione pubblica, ecco. Ma allora, noi in marzo abbiamo montato 128 tende più alcuni posti medici avanzati, e ovviamente in base anche alle esigenze dei singoli ospedali, quindi in base a quello che ci viene segnalato dal direttore generale della specifica ULSS, procederemo con il riallestimento laddove è necessario, anzi stiamo già 3, sono già in montaggio, non mi ricordo più dove, però nei prossimi giorni ci sarà l'allestimento delle tende presidiate con i volontari e poi dopo ovviamente mettiamo a disposizione della sanità e quindi della struttura ospedaliera per le necessità che dovessero emergere. Quante tende prevedete? Ma dicevo, noi ne abbiamo montate 128 questa primavera. Sì, sono 128 quelle standard, che sarebbero tende da 8 posti. Vediamo insomma quali sono le esigenze delle ULSS, in base a quello noi ci adeguiamo insomma con tempi molto rapidi. Grazie. Solo davanti al pronto soccorso? Noi le montiamo a supporto della sanità, quindi dove ci dicono di montarle le montiamo, presumibilmente, presumo di sì, le richieste che sono arrivate fino adesso sono nei pressi del pronto soccorso. Un'ultima domanda, Schiavonia, quella famosa struttura del regalo degli arabi, che fine fa? No, è sempre lì montata, ovviamente so che incuti molta curiosità, però vorrei ricordare che noi abbiamo un piano sanitario che ci porta ad utilizzare fino, se non ricordo male, 6.500 posti letto nella fase 5 all'estremo, no? 6.000, ecco. Più abbiamo 740 posti letto in 5 ospedali dismessi, e più poi dopo, prima di andare nelle tende con la degenza, ovviamente credo abbia più senso, ed è anche questa la logica che ci ha fatto riaprire vecchi ospedali piuttosto che puntare su altre strutture, abbia più senso riempire le strutture ospedaliere esistenti finché ci sono questi spazi, anche per una questione di logistica e di comfort. Ma è un problema sempre del prefabbricato che non è completo con tutte le strutture, questo è il problema. Il prefabbricato non è completo con tutte le strutture, però al di là di questo voglio dire, come abbiamo attrezzato 500 posti letto in più di terapia intensiva, non è questo l'ostacolo, voglio dire, poi c'è il problema del personale, cioè, non è quello la preoccupazione, ma se io avessi adesso la necessità di inserire 200 persone in degenza, avendo posti liberi negli ospedali li inserisco là, non vado a metterli in una tenda.
E Giacomuzzo, che però è per Alanzarin, grazie alle prodigiose conquiste tecnologiche della regione, può parlare direttamente. No, prima una precisazione per l'assessore Bottacin. Queste 128 tende sono già allora, erano già montate ed erano già della protezione civile, se non ho capito male, ma io poi avevo un ricordo di tensostrutture che venivano acquistate per l'esterno. La gara è già stata fatta, però hanno bisogno, sono i famosi prefabbricati che noi posizioneremo per fare i percorsi separati in ogni pronto soccorso, quindi nei 46 pronto soccorsi a cui sono destinate, quindi c'è bisogno di ulteriori 20 giorni per la fornitura. Avevi un'altra cosa da chiedere all'assessore? All'assessore Lanzarin, con i pediatri, novità? Con i pediatri ho convocato il comitato tecnico appunto di PLS mercoledì pomeriggio. Marchiori e Bonet. No, tranquilli. Domani l'incontro con i sindaci. Marchiori. Sì, per l'assessore Bottacin. Buongiorno assessore. Mi scusi, entro quando dovrebbero essere montate tutte le tende? In base alle richieste che ci fanno i direttori generali, nel senso che noi le tende le abbiamo pronte, l'avete visto il 21 febbraio, no? Il 21 febbraio è arrivata la telefonata e alle 8 di sera c'erano già le squadre che stavano montando le tende all'ospedale di Schiavonia, quindi problemi non ce ne sono sulle tempistiche. Noi appena veniamo chiamati, noi le montiamo. Ovviamente abbiamo chiesto ai direttori generali che ci dicano dove servono e quando servono, in base a quel programma dopo noi le monteremo nei prossimi giorni. Insomma. E al momento ci sono già state alcune di queste chiamate oppure ancora nulla? Sì, sono già arrivate delle richieste, adesso non ricordo precisamente quale ospedale, ma comunque sono già arrivate delle richieste. Grazie. Anda Bonet. Cosa si fa in queste tende? Ma noi le montiamo, le mettiamo a disposizione della sanità. Tenete presente che abbiamo montato, sono tende emergenziali, quelle che vengono utilizzate dalla protezione civile normalmente, più anche abbiamo posti medici avanzati e quindi in base alle esigenze di ogni singolo ospedale le montiamo. Insomma. E con questo grazie a tutti.